Prego, pubblico ministero. Quando vuole. Grazie Presidente, un piccolo chiarimento per capire, per precisare quella che è l'atteggiamento della Procura e quello che è l'atteggiamento delle ragazze, cioè ci può essere stato un misunderstanding, sono le ragazze, le imputate a essere molto selettive sulle zone, non è la Procura che ritiene che certe zone non siano abitabili a Milano. Barbara Guerra non è contenta della casa all'Arco della Pace, non è contenta perché le stradine sono un po' buie, è una zona di discoteche, quindi c'è brutta gente e non è soddisfatta, non sa neanche se prendere le chiavi, le prende, c'è prova provata che ci va, però ci va scontenta. D'altronde quando viene a sapere che un'altra ragazza, un'altra imputata ha avuto la casa in via Padova, all'invidia, all'irritazione della sua interlocutrice al telefono dice: ma però senti, è in via Padova questa casa, per farsi violentare non ha neanche bisogno di andare in discoteca, dice la Guerra. È molto critica su certe zone ed è lo stesso parametro di misura, come detto, ce l'ha con gli uomini esistono se sono ricchi. Questo emerge in Berardi, emerge in Espinosa, emerge nella Sorcinelli, emerge nella Guerra, abbiamo detto, l'unica imprevedibile e libera nella scelta di chi le piace è Ruby, che dopo aver combinato tutti quei pasticci, aver speso tutto a Dubai, Tufan Moussaoui ci ha detto qual è stata la ciliegina sulla torta. A una riunione in cui Moussaoui le porta possibili contatti per investire sceicchi, emiri, principi e così via, Ruby si piglia e se ne va via in stanza con un portaborse e in questo si distacca, i milioni lei li ha già avuti ed è libera di scegliersi chi vuole, però questo crea scandalo in quell'ambiente. Tutte partono con un reddito nullo, i redditi sono noti al Tribunale, una posizione molto accostabile, che parte con un reddito nullo, acquisisce reddito, ha il dépliant di Bernareggio, i numeri di Redaelli, in una conversazione che da qualche parte ho segnata e che vi dirò per iscritto, è destinataria, una conversazione di Spinelli, di una casa da procurarle, e l'Espinosa si dice delusa perché la casa non è produzione 100 trattativa, perché la casa non è in proprietà ma è in affitto. È una battuta che la Polanco fa al telefono con Espinosa, siamo il 20 novembre 2014, ricordate? È il giorno del secondo servizio di osservazione, pedinamento e controllo di Molteni, che va da Spinelli e poi viene trovato al confine con 5.000 euro, 4.000 euro in contanti dopo aver fatto shopping in San Babila. E l'Espinosa dice io alla Polanco quel giorno io sono in un periodo di transizione, e la Polanco le fa la battuta io sono in un periodo di transazione. Invidie e paragoni. L'Espinosa dice al telefono che Barizonte Lisney, la cubana, poi chiamata Liz nel corso della stessa intercettazione, è sparita, ha saputo che è tornata, non si capisce se a Cuba, in America comunque, nell'altro continente, avrà preso il milione che è sparita. Perché è sparita? Nella stessa conversazione è la Berardi che è andata a Forlì. Cosa ha avuto la Berardi per andare a Forlì? E poi la Berardi che quando sente l'Espinosa le dice: sei sparita, ho pensato che avessi preso il milione. Con la fine delle indagini questo paragone deflagra e la Rigato si presenterà ad Arcore col bigliettino, minaccerà l'avvocato Cecconi, scriverà alla mia email, i tribunali sono aperti a luglio, e si presenterà col bigliettino, anzi 2 bigliettini se ben ricordo, prima 5 e poi 1, e poi la richiesta di una casa di questo valore, cioè esattamente hai dato alla Guerra e alla Sorcinelli questo, voglio questo. Assidue ad Arcore prima e dopo, in prossimità, nella notte prima,
di una delle posizioni nelle due gemelle De Vivo sono appunto le gemelle. Dalla stessa intercettazione di Spinelli emerge gli appartamenti da prendere sono per Guerra, Berardi e Spinosa, Concetta, detta Imma, che Concetta De Vivo sia corrotta emerge da quanto riferito da Imane Fadile su quanto abbiamo già detto. Il suo compagno era, e a quanto ne sa la procura è, ma è irrilevante, Ghanimi Saed. Ghanimi Saed che era talmente consapevole della corruzione della sua compagna che va a dire a Imane: ma senti, fallo anche tu. La sorella, in un'affermazione che ha un che di ironico del ragionier Spinelli a SIT, la sorella Eleonora, per lei c'è il vantaggio della distanza, dice Spinelli, perché lei sta a Napoli, quindi per tutte e due chiede Concetta, che sta a Milano, in via Ravizza. Poi neanche dire, Ghanimi Saed ha un'impresa metallurgica, non fa un lavoro poco remunerativo, è un imprenditore del metallo. La ritroviamo quindi in via Ravizza, e che però chiede, va a fare quella che ancora nel corso dell'indagine a febbraio 2015 le ragazze chiamano la passeggiata. Andiamo a fare una passeggiata. Eleonora è arrivata da Napoli, oppure no, è Imma che è andata a Napoli a trovare la famiglia, forse appena arrivata a Malpensa dice: che freddo qua a Malpensa, ma non è che sono venuta a prendere, a Napoli era primavera, non è che sono venuta a Milano per prendere il freddo, per farmi una passeggiata in centro, bisognava fare una passeggiata, che è quella ad Arcore. Certo, il vantaggio della distanza, citato da Spinelli per Eleonora, è un vantaggio che in un certo modo adesso si riverbera a favore dell'imputata, per cui che appare molto meno nelle prove offerte al tribunale rispetto alla gemella. Ve lo diciamo direttamente noi. Le sono stati sequestrati 5.000 euro in contanti. Le sono stati sequestrati ad Eleonora comunque 5.000 euro in contanti in taglio da 500. Il suo verbale, non da lei sottoscritto ma precompilato, le è stato trovato il verbale con le risposte già date da lei non firmato. E a un certo punto Spinosa la chiama, non chiama lei, chiama Imma e risponde lei perché Imma è occupata. E da questa telefonata emerge con chiarezza la consapevolezza di tutto di Eleonora De Vivo. Mi raccomando però, andate a fare la passeggiata. Frequentatrice assidua di Arcore ai periodi delle cene ai processi precedenti e anche successivamente, produzione 45, Barbara Fagioli, dal reddito formale nullo, che viene incaricata il 14 gennaio 2011, il 15 gennaio, è lei che viene incaricata di convocare tutte, è lei che viene convocata un'ora prima, come si legge nella sentenza. Alle 18 Nicole, alle 19 la Fagioli, alle 20 le altre. Rilevanti in merito alla Fagioli, come sempre, le siti di Spinelli. È lei che confida a Imane Fadil il problema dato dal fatto che Ruby a maggio 2010 è stata fermata in corso Buenos Aires. Per economia processuale, Barbara Fagioli è destinataria di una richiesta di conversione di sequestro preventivo in cui gli elementi di prova a suo carico sono già stati sintetizzati e in atti, e a quella mi riporto. Francesca Cipriani Dal Torio è l'unica che dopo i processi e dopo questa indagine ha lavorato in televisione, l'abbiamo vista. D'altronde la sua insistenza per lavorare in televisione è una specie di missione per lei.
i 3 file audio trovati nel suo telefono con cui lei registra 3 telefonate fluviali in cui lei afferma il suo diritto a lavorare e afferma di essere una bomba pronta ad esplodere, ma mai minaccia Silvio Berlusconi e continua ad andare a casa sua, vanno collegati ai 45.000 euro in contanti in banconote taglio euro 500 trovati nella sua cassetta di sicurezza. La produzione 92 è l'attestazione della banca sugli accessi alla cassetta di sicurezza. Vi abbiamo offerto la deposizione del test Luca Brigatti di Polizia Giudiziaria e la lettura combinata tabulati, celle agganciate, accessi alla banca. La maggior parte delle volte che Francesca Cipriani Dal Torio accede alla cassetta di sicurezza, non in banca, alla cassetta di sicurezza, apre la cassetta di sicurezza, prima si è sentita con Giuseppe Spinelli e nella maggior parte delle volte ci è andata. In un'occasione lei non va da Giuseppe Spinelli, ma agganciano la stessa cella, si incontrano. In altre occasioni questa prova dalle celle dell'incontro con il ragionier Spinelli non c'è, ma perché la Cipriani non usa il telefono. Non si può sapere sempre dove è una persona, deve usare il telefono per sapere dov'è. In controesame è stato chiesto al test Brigatti, controesame difesa Berlusconi, se per caso in quelle zone ci fossero anche gli studi televisivi dove la Cipriani Dal Torio ha dei contratti. Può darsi che vi verrà dimostrato questo nel corso delle conclusioni della difesa. Voglio immaginare che questo sia mirato a incrinare la prova che si sia vista con il ragionier Spinelli, anzi do per scontato che sia questo, può essere andata lì invece che era Spinelli, non certo a cercare di dimostrare che le banconote da 500 euro siano state corrisposte da RTI. Avete contratti con RTI, il pagamento è previsto per bonifici e avete i conti correnti della Cipriani in cui arrivano i bonifici di RTI. RTI pagava con bonifico. Se poi si voleva dimostrare che non per forza è andata da Spinelli, la cella agganciata è proprio quella corrispondente allo studio di Spinelli. Purtroppo per la Cipriani le dichiarazioni del ragionier Spinelli non sono utilizzabili. L'unica difesa che non ha dato il consenso è la difesa delle imputate Cipriani e Loddo. Quindi non sono utilizzabili le dichiarazioni in cui Spinelli ci dice quante volte fosse andata. È però utilizzabile la rendicontazione prodotta da Spinelli, un documento ve lo dice la procura che quel documento è arrivato dal ragionier Spinelli, non è una sua dichiarazione ed è prodotto. Quindi per quanto riguarda la somma minore che risulta dalla rendicontazione, c'è la rendicontazione. Per quanto riguarda la differenza, c'è tutto il percorso che la Cipriani fa e c'è anche il taglio. Perché il fatto che Spinelli consegnasse banconote del taglio di 500 euro non risulta certo solo dalle dichiarazioni del ragionier Spinelli. Non ve le ripeto. Emerge da tutte le parti che Spinelli pagava con banconote da 500 euro. Emerge già dai sequestri del processo precedente, dai sequestri di questo, emerge dal controllo di rubi su strada. Ancora per tutte valgono le dichiarazioni di Francesco Chiesa Soprani, che ha un particolare riferimento a Silvia Trevaini. È stato molto chiaro il testimone. La Trevaini faceva la aveva partecipato alle serate, era testimone e di conseguenza faceva la giornalista in Mediaset. A nulla rileva che fosse iscritto all'albo, a nulla rileva che fosse laureata,
prima non faceva la giornalista. Chiesa ci dice la lascio che voleva fare la soubrette, la ritrovo giornalista e lei mi dice il motivo è la corruzione. Per quanto riguarda una piccola precisazione con riguardo a Roberta Bonasia è stata una delle preferite, emerge dalle sentenze. Si perquisisce il suo appartamento, l'appartamento a lei in uso, di proprietà di Unipolsai, in Torre Velasca, dove anche altri l'avevano, come risulta dalle imputazioni, ed è provato l'uso della Bonasia. È un appartamento che era stato locato da Magnano già dal 2008 per 4 anni, 2008-2012, con proroga 2012-2016. Ritenevamo di poter provare, con buona ragione all'epoca, l'uso di questa utilità corruttiva in capo alla Bonasia fino al gennaio-febbraio 2016. Il contratto viene risolto il 31 gennaio, l'ultimo bonifico a favore della proprietaria Unipolsai è dell'inizio di febbraio 16. E quindi così è contestata la corruzione a favore di Roberta Bonasia, febbraio 16. Poi il dibattimento ha avuto un suo esito. Noi siamo abbastanza soddisfatti dell'esito dell'istruttoria dibattimentale, non è andata esattamente sotto tutti i profili come speravamo, c'erano delle previsioni anche diverse, specie con riguardo alle prevedibili e da noi previste dichiarazioni da parte degli imputati, e poi ci sono state delle scelte fatte anche per ragioni di economia processuali. C'è stata una dichiarazione di incompetenza che ha comportato un dispendio di tempo perché la stessa procura ha dato, lo ricordiamo tutti, il proprio consenso a un rinvio lungo per l'attesa del rientro delle posizioni torinesi che erano già rientrate ma dovevano svolgere udienza preliminare, e c'è stata una pandemia. Questa lunghezza del dibattimento ci ha fatto fare anche delle scelte di economia processuale. A un certo punto si può perdere qualcosa pur di arrivare a una fine, a una parola. E quindi delle scelte sono state fatte. In base a queste scelte riteniamo oggi provata per l'utilizzo a favore di Roberta Bonasia dell'appartamento in Torre Velasca fino al giorno delle perquisizioni. Quindi andiamo a chiedere la condanna fino al 17 febbraio 15. La differenza non è di poco momento, che il Tribunale sa che l'innalzamento della pena per la corruzione in atti giudiziari dalla cornice 4-10 anni alla cornice 6-12 entra in vigore a giugno del 2015, quindi per come è contestato adesso il reato, la pena minima per corrotto e corruttore sarebbe stato anni 6, limitando la richiesta di condanna al febbraio 15, la cornice edittale è più bassa. E vi faccio un accenno a qual è stata la causa. Lo ricorderete, avevamo anticipato che avremmo valutato se chiedere o meno, ai sensi dell'articolo 507, la deposizione del test Giuseppe Spinelli sull'unico verbale di SIT per cui non vi era stato il consenso delle difese all'acquisizione a fascicolo del dibattimento, il verbale di SIT del 6 dicembre 2016. Innanzitutto un verbale di sommarie informazioni testimoniali assunte nel procedimento in cui Silvio Berlusconi rivestiva la qualifica di persona offesa, originato dal suo esposto, che poi è stato trasferito per competenza a Monza. Erano quindi dichiarazioni su cui la Procura non faceva affidamento al momento dell'esercizio dell'azione penale. Non abbiamo resistito a fare alcune domande in quella sede che avessero rilevanza anche in questo processo. Era necessario, è stato ritenuto doveroso con riguardo a quelle dichiarazioni difensive assunte dall'avvocato Dedola o Dedola, non vorrei sbagliare, su queste asserite consegne di denaro ad Arcore che erano valse il trasferimento di competenza di Espinosa, Toti, Rigato ad Arcore, e visto che dovevamo sentirlo,
in modo non preventivato, mi avevano detto: senta, ma ragioniere, certe posizioni sono andate a Monza perché lei ha detto questo, lei ci può spiegare meglio? Non l'aveva mai detto, doverosamente abbiamo mandato le SIT ad Arcore e quelle sono tornate indietro, anche perché nel frattempo Spinelli ci diceva di successive dazioni presso il suo studio a Milano, quindi che fossero vere o false le dazioni ad Arcore doveva tornare indietro perché successivamente c'erano state a Milano. Su questo verbale 6 dicembre non c'è stato consenso. Il Tribunale ha a disposizione non solo le SIT di febbraio e aprile 15 del ragioniere Spinelli, ma è di un certo interesse leggere la deposizione del processo di Siena, per cui il consenso vi è stato, quindi lo avete. Non so se occorre aver conosciuto il ragionier Spinelli per percepire da quella deposizione testimoniale che il ragionier Spinelli è quantomeno invecchiato. Ha avuto 2 operazioni, è anziano. A leggere quella deposizione in cui il ragionier Spinelli non ricorda, non traspare un'intenzione di reticenza. Traspare una stanchezza psicologica. Anche questo, per la Procura era importante arrivare alla conclusione di questo processo, entrare in un loop di impedimenti legittimi, magari veramente legittimi, perché la persona è anziana e acciaccata, avrebbe comportato un allungamento che per noi a questo punto era difficilmente tollerabile. Abbiamo fatto una scelta. Ultimo appunto sulla Ioana Visan, che è legata a filo doppio con Barbara Guerra. Avete le intercettazioni tra le due, si dicono tutto, si dicono molto, commentano quello che hanno avuto le altre e soprattutto intercettazioni e SIT Spinelli. È scontato che quando devono andare a testimoniare a Bari a un processo fotocopia la corruzione nei atti giudiziari, ci sono stati i processi fotocopia a Bari, d'altronde c'era Villa San Martino, c'era Villa Campari, ma c'era anche Palazzo Grazioli. C'è stato il processo sulle serate non eleganti di Palazzo Grazioli e il processo per la corruzione in atti giudiziari dei testimoni falsi di quel processo. Visan e Guerra devono andare a testimoniare a Bari e chiedono il rimborso spese, anzi non il rimborso, l'anticipo spese al ragionier Spinelli. Il ragionier Spinelli ce lo racconta e dice: sì, vabbè, ho dato le somme precise, 5.000 o 10.000 una, 15 all'altra, sono somme che non hanno niente a che vedere con delle spese di viaggio, trasferta, alloggio in albergo a Bari. La prima volta non si presentano, non vanno, devono tornare, ma non hanno viaggiato, non sono state in albergo, non ci sono andate e la volta dopo sono riconvocate e vanno a chiedere i soldi di nuovo. La PM Magnini a Siena dice: ma lei in relazione alle testimonianze c'è un inghippo, il codifensore dell'avvocato Cecconi si oppone, a un certo punto la domanda viene resa neutra. No, non dico in relazione alle testimonianze, il PM chiede in relazione, non usa la parola, ma insomma una relazione cronologica, fa sì, dovevano andare a testimoniare, dice il ragionier Spinelli, ma non è che li abbiamo dati perché dovessero testimoniare bene, li abbiamo date per le spese, va bene. Le spese sono comunque 10.000 una, 5 o 10 una, 15 all'altra e vengono ridate quando vengono riconvocate perché non ci sono andate, quindi senza nessuna ragione di sinallagama rispetto a delle spese sostenute. E la prima volta non ci sono andate apposta. Non ci sono andate apposta. Avete le intercettazioni del povero maresciallo Granatino, del povero maresciallo Soligo, uno dei carabinieri di Bernareggio, che peraltro poi approfitta per invitare la Guerra, ho anche il piacere di conoscerla. Il maresciallo Soligo della Guardia di Finanza, più corpi vengono delegate le notifiche, nessuno riesce ad avere la presenza delle due la prima volta, non si presentano appositamente, vengono riconvocate, nuovi soldi. D'altronde forse dal punto di vista di Spinelli
visti gli alberghi scelti normalmente, forse anche 10.000 euro per un giorno di trasferta potevano sembrare congrui. È stata una corruzione, ne abbiamo fatto un accenno, percepita in modo peculiare dalle parti coinvolte. Prendere soldi per mentire è sembrata una cosa, traspare dalla congerie di prove offerte al Tribunale, normale, d'altronde è il Presidente del Consiglio, ex Presidente del Consiglio che ce lo chiede. D'altronde la procura è stata invasiva, si è fatta i fatti nostri, ci ha fatto apparire come delle escort, è naturale che mentiamo. Beh, che alcune di queste donne fossero delle escort, traspare dalle sentenze, come detto al telefono da Silvio Berlusconi a Barbara Guerra, ma chiedeva 500.000 euro, ma questo vale per la Berardi, vale per Barbara Guerra, vale per Ruby, vale anche per altre. Non avevano titolo a mentire ai sensi dell'articolo 584,1. La giurisprudenza su questo è chiara. Se un fatto che può ledere l'onore di una persona è già noto, non può quella persona avvalersi dell'esigenza di tutelare il proprio onore per non dichiarare circostanze lesive potenzialmente del proprio onore. E il caso sembra classismo, ma non lo è. Se una persona non è mai stata oggetto di attenzione dell'autorità pubblica per droga, il classico professionista che viene sentito a SIT come acquirente di cocaina, ma mai nessuno ha saputo che facesse uso di sostanza, è lesivo dell'onore, ma la Cassazione ci dice: ma se il testimone è dovuto andare al CERT già 3 volte, ha avuto la sospensione della patente, ha avuto procedimenti per articolo 75, può ragionevolmente ritenersi che egli possa rifiutarsi, che non gli si possa chiedere se assume sostanze per non ledere il suo onore? Ma qui tutta Milano sapeva che alcune di queste ragazze si prostituivano. Ci sono telefonate riportate in sentenza in cui gli uomini chiamano le ragazze e chiedono direttamente il prezzo. Anche in ambienti conosciuti ci sono calciatori e ex calciatori famosi che chiamano, non voglio insistere con i nomi, li trovate nella sentenza, volevo sapere qual era la tariffa. Lo sanno tutti. Certo, non puoi pretendere che non ti venga chiesto in un'aula. Sottopongo un'altra questione. Se il Tribunale, in caso di ripensamento in ordine all'ordinanza o di modifica dell'ordinanza, ritiene che effettivamente chiedere a una donna se si prostituisce, anche se ciò emerge da altre fonti di prova tecniche oggettive, non sia possibile, sottopongo al Tribunale questo quesito: è la prostituzione delle altre? Alla domanda c'erano spogliarelli? Una donna ha diritto anche di non vedersi domandare se si spogliavano le altre, se venivano palpeggiate le altre e così via. Cosa c'entrano le altre sul proprio onore? Nulla. Vedete come hanno risposto le 6 testi che non ci sono state? Hanno risposto senza un problema, non si sono sentite lese nell'onore. Hanno risposto serenamente quello che era il tenore delle serate, spiegando perché questo tenore non le aveva toccate. Si trattava di ragazze molto giovani in ogni caso. Ragazze molto giovani, ragazze di provenienza modesta, ragazze a cui viene avanzata una proposta corruttiva da un uomo molto potente, difficile dire di no. Non sto certo parlando dello stato di necessità, non sto certo parlando di attenuanti specifiche, sto parlando di attenuanti generiche. I redditi erano nulli, l'alternativa a farsi corrompere per alcune di queste era tornare a quella vita.
non basta l'incensuratezza ai fini della concessione delle generiche, ma non c'è solo l'incensuratezza. Per chi è incensurato e per chi non ha mai avuto la concessione delle generiche, il nostro ufficio chiederà una pena che le contempla. Chiedo scusa soltanto un secondo. Un fogliettino ho bisogno. Va bene, me lo ricordo. Mi riporto al semplice orientamento dei 3 giudici che compongono il collegio, nelle udienze monocratiche o nel collegio stesso, sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche a chi ne ha già goduto, a come il Tribunale di Milano si comporta nella concessione o meno quando l'imputato ne ha già goduto, quando ne ha goduto una volta, quando ne ha già goduto 2 volte, quando ne ha già goduto 3 volte o 4 volte. Per quante volte si può dare a qualcuno le circostanze attenuanti generiche? E allora vi dico che nel quanto riguarda la nostra richiesta di pena, le circostanze generiche sono contemplate per chi al tempo stesso è incensurato e non ne ha mai goduto. Per quanto riguarda le ragazze, vi ho riferito, non parlo al plurale di me, è che sono circostanze concordate, in ordine al contesto in cui la corruzione è maturata e alla situazione personale, familiare delle corrotte. Sempre per come è andato il dibattimento, anche per scelte dell'ufficio di procura e nell'ottica già detta, chiederemo la soluzione dell'imputato Pedrini e chiederemo la soluzione dell'imputata Espinosa con esclusivo riferimento al capo di imputazione attinente l'induzione alla prostituzione di una ragazza, Teatino Natascia. Quindi assoluzione per Pedrini, non vi è prova dei fatti che gli abbiamo scritto, assoluzione per il capo prostituzione Espinosa e abbiamo già detto assoluzione parziale quanto al limite cronologico per il capo di imputazione Bonasia, corruzione. Per ciò che concerne le imputazioni di falsa testimonianza, alcune sono andate prescritte, ma poche perché le difese, altre si prescriveranno, poche perché le difese non hanno mai o quasi mai inteso opporsi alle istanze di rinvio per legittimo impedimento avanzate per la gran parte dalla difesa dell'imputato Silvio Berlusconi. Soltanto un'opposizione avrebbe consentito oggi di ritenere non sospesa la prescrizione anche per quegli imputati o quelle imputate in prevalenza. Quindi da questo associazionismo reiterato delle difese discende che oggi vi è anche una richiesta di condanna per numerosi capi di imputazione attinenti alle testimonianze. Non vi è continuazione interna nei capi relativi alla corruzione in atti giudiziari che, come è noto, è in questo caso una dazione a formazione progressiva con approfondimento dell'offeso, prima bifasica e poi dazioni frazionate. C'è in taluni casi, la maggior parte, essendo stati processi 2, una continuazione interna ai capi di imputazione per falsa testimonianza, che spesso sono 2 false testimonianze. Ha bisogno, Presidente? Sì, volevo capire, giustamente volevamo capire anche per annotare, sono le conclusioni? Sì. Perché siccome ha esordito chiederemo, No, sembrava... sto passando alla richiesta di pena. Ah, sono le richieste. Grazie. Allora notiamo. Dopo c'è anche una richiesta scritta. Sì, poi lo consegniamo. Però intanto cerchiamo di annotare. che verrà depositata domani o dopodomani perché ci ho messo su degli appunti, ma è già pronta. Quindi il cancelliere può non prendere appunti. Vabbè, noi li prendiamo, cerchiamo di prenderli. No. Posso darle anche oggi pastrocchiate, mi sembra brutto, le diamo domani.
è obbligatorio alzarsi in piedi per chiedere le pene, quindi non urlate voce perché posso urlare ma devo stare in piedi, punto. Le false testimonianze per alcune sono 2 perché durano i processi e quindi nel capo di imputazione per falsa testimonianza ve ne sono 2. Ovvia continuazione interna, non c'è l'interna nelle capi per corruzione ma c'è un'identità di disegno criminoso nella nostra prospettazione, ma mi sembra nei fatti esterna, cioè per ciascuna, tra corruzione e falsa testimonianza. E quindi riteniamo riconoscibile il vincolo della continuazione. Quindi andiamo in ordine alfabetico. Per Amargioale e Ioanna Claudia, ritenuti i reati contestati uniti dal vincolo della continuazione, è ritenuto più grave il delitto di cui all'articolo 319 ter, di cui al capo 2, chiediamo condannarsi Amargioale e Ioanna Claudia alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, secondo il seguente calcolo. Pena base anni 4 mesi 6 di reclusione, ridotta di 1/3 per le attenuanti generiche ad anni 3 di reclusione ed aumentata per la continuazione ad anni 3 mesi 6 di reclusione. Barizonte Lisney, ritenuti i reati contestati uniti dal vincolo della continuazione, è ritenuto più grave il delitto di quell'articolo 319 ter del codice penale, di cui al capo 6. Il pubblico ministero chiede condannarsi la Barizonte alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, secondo il seguente calcolo: pena base nei 4 mesi 6 di reclusione, ridotta di 1/3 per le circostanze attenuanti generiche ad anni 3 di reclusione e poi aumentata per la continuazione con il capo di falsa testimonianza ad anni 3 e mesi 6 di reclusione. Berardi Iris, ne chiediamo la condanna alla pena di anni 4 di reclusione secondo il seguente calcolo: pena base nei 6 di reclusione, ridotta di 1/3 per le attenuanti generiche ad anni 4 di reclusione. Roberta Bonasia, che è un decreto che dispone il giudizio a sé stante, ritenuti i reati contestati uniti dal vincolo della continuazione, è più grave il delitto di corruzione in atti giudiziari, limitata la contestazione alla richiesta di condanna come detto. Il pubblico ministero chiede condannarsi Bonasia Roberta alla pena di anni 4 mesi 3 di reclusione, pena base anni 5 di reclusione, ridotta per la concessione di attenuanti generiche ad anni 3 mesi 4 di reclusione ed aumentata per la continuazione ad anni 4 mesi 3. Cipriani Dal Torio Francesca. Il pubblico ministero chiede la condanna di Cipriani Dal Torio Francesca alla pena di anni 4 di reclusione secondo il seguente calcolo: pena base anni 5 di reclusione per la corruzione, ridotta di 1/3 per le circostanze attenuanti generiche ad anni 3 mesi 4 di reclusione e successivamente aumentata per la continuazione ad anni 4. Chiede condannarsi De Vivo Concetta, detta Imma, la pena di anni 4, pena base anni 5 di reclusione, ridotta di 1/3 per le attenuanti generiche ad anni 3 e mesi 4 di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 4. Chiede condannarsi De Vivo Eleonora, la pena di anni 4, pena base anni 5 di reclusione, ridotta di 1/3 per le generiche ad anni 3 mesi 4 e aumentata per la continuazione ad anni 4. Espinosa Risleida, c'è una richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per il delitto di falsa testimonianza ascritto all'Espinosa, nonostante le sospensioni intervenute. Quindi prescrizione per la falsa testimonianza Espinosa. Chiediamo assolversi Espinosa Risleida ai sensi dell'articolo 530,2 per il delitto di quell'articolo 3 della legge 75 del 1958 per l'induzione alla prostituzione per i motivi anzidetti. Chiediamo condannarsi Espinosa Risleida alla pena di anni 4 secondo il seguente calcolo: pena base nei 6 di reclusione,
ridotta di un terzo per le generiche ad anni 4 di reclusione. Si chiede la condanna di Elmarug Karima alla pena di anni 5 di reclusione secondo il seguente calcolo. Pena base, individuata in modo diverso in ragione della gravità dei fatti, anni 6 di reclusione, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche ad anni 4 di reclusione e aumentata per la continuazione ad anni 5 di reclusione. Giuliante Luca, anni 4 di reclusione, pena base nei 5 mesi 6 di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche, non nella loro massima estensione, ad anni 4 di reclusione. Il pubblico ministero chiede condannarsi Fagioli Barbara alla pena di anni 4 mesi 2 di reclusione secondo il seguente calcolo. Pena base nei 5 mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per l'attenuante generica ad anni 3 mesi 8 di reclusione ed aumentata per la continuazione ad anni 4 mesi 2 di reclusione. Il pubblico ministero chiede condannarsi Ferrera Manuela alla pena di anni 4 di reclusione secondo il seguente calcolo. Pena base nei 5 di reclusione, ridotta di un terzo per le generiche ad anni 3 mesi 4, aumentata per la continuazione ad anni 4. Il pubblico ministero chiede condannarsi Ferrera Marianna alla pena di anni 4 di reclusione secondo il seguente calcolo, è uguale alla gemella. Pena base nei 5 di reclusione, ridotta di un terzo per l'attenuante generica ad anni 3 mesi 4 di reclusione e aumentata per la continuazione ad anni 4 di reclusione. Il pubblico ministero chiede condannarsi Garcia Polanco Maria Estera alla pena di anni 5 di reclusione secondo il seguente calcolo. Pena base anni 6 di reclusione, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche ad anni 4 di reclusione ed aumentata per la continuazione ad anni 5. Chiede condannarsi Guerra Barbara alla pena di anni 5 di reclusione secondo il seguente calcolo. Pena base anni 6 di reclusione, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche ad anni 4 di reclusione e aumentata per la continuazione ad anni 5 di reclusione. Il pubblico ministero chiede condannarsi Losi Simonetta alla pena di anni 1 e mesi 8. Calcolo, pena base nei 2 di reclusione, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche ad anni 1 e mesi 4 di reclusione e aumentato per la continuazione ad anni 1 e mesi 8 di reclusione. Per il capo 34, Losi Simonetta. Puricelli Giorgio, capo 37. Il pubblico ministero chiede condannarsi Giorgio Puricelli alla pena di anni 1 e mesi 8 secondo il seguente calcolo. Pena base nei 2 di reclusione, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche ad anni 1 e mesi 4 di reclusione e aumentata per la continuazione ad anni 1 e mesi 8 di reclusione. Risto Luca, ritenuti i reati contestati uniti dal vincolo della continuazione, è ritenuto più grave il delitto di cui all'articolo 648 bis del codice penale, il riciclaggio di cui al capo 41 del decreto che dispone il giudizio. Il pubblico ministero chiede condannarsi Risto Luca alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione e 12.000 euro di multa, secondo il seguente calcolo. Pena base nei 6 di reclusione e 10.000 euro di multa, aumentata per la continuazione ad anni 6 di reclusione e 12.000 euro di multa. Rossi Maria Rosaria, chiede condannarsi Rossi Maria Rosaria alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, secondo il seguente calcolo. Pena base nei 2 di reclusione, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche ad anni 1 e mesi 4 di reclusione. Chiediamo condannarsi Rostella Carlo per il capo 42 alla pena di anni 2 di reclusione secondo il seguente calcolo. Pena base nei 2 di reclusione, ridotta di un terzo per l'attenuante generica ad anni 1 mesi 6 e aumentata per la continuazione ad anni 2 di reclusione. Chiediamo per Scorchina Raissa condannarsi Scorchina Raissa alla pena di anni 4 secondo il seguente calcolo. Pena base nei 5 di reclusione, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche ad anni 3 e mesi 4 di reclusione e aumentata per la continuazione ad anni 4. Il pubblico ministero chiede
Per Trevaini Silvia la condanna alla pena di anni 4, pena base anni 5, ridotta per le generiche ad anni 3 mesi 4 e aumentata per la continuazione ad anni 4 di reclusione. Pubblico Ministero chiede condannarsi Sorcinelli Alessandra alla pena di anni 5 di reclusione, secondo il seguente calcolo. Pena base anni 6 di reclusione, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche ad anni 4 e aumentata per la continuazione alla pena della reclusione per anni 5. Toti Elisa, dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione del delitto di falsa testimonianza. Ne chiediamo la condanna alla pena di anni 3 mesi 4 per la corruzione, secondo il seguente calcolo. Pena base anni 5 di reclusione, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche ad anni 3 e mesi 4. Loddo Miriam. Ne chiediamo la condanna di Loddo Miriam alla pena di anni 3 mesi 4. Pena base anni 5 di reclusione, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche ad anni 3 e mesi 4. Anche per Loddo Miriam è prescritto il delitto di falsa testimonianza, per cui non c'è continuazione. Lo stesso dicasi per Rigato Giovanna. Il reato di cui la falsa testimonianza è estinto per il delitto, per l'intervenuta prescrizione, quindi se ne chiede la condanna solo per la corruzione in atti giudiziari, pena base anni 5 di reclusione, ridotta per le generiche ad anni 3 mesi 4 di reclusione. Per Visan Ioana, ritenuto più grave il delitto di cui l'articolo 319 ter di cui al capo 53, anni 4 e mesi 6 di reclusione, secondo il seguente calcolo. Pena base anni 4 e mesi 6, ridotta per un terzo per le generiche ad anni 3 di reclusione ed è aumentata per la continuazione alla pena di anni 3, chiedo scusa, e mesi 6, non anni 4 e mesi 6. Pedrini Luca, chiediamo l'assoluzione dal delitto di falsa informazione al pubblico ministero perché non abbiamo fornito la prova in giudizio, il dibattimento non ha consentito di ritenerne provata la condotta. Assoluzione per il signor Pedrini. Berlusconi Silvio, al capo 54, si vede scritto il delitto di quell'articolo 321, sono le pene per il corruttore, e gli sono ascritte le corruzioni di tutte le persone indicate come corrotte ai capi che precedono. Ne chiediamo la condanna alla pena finale di anni 6 di reclusione, secondo il seguente calcolo. Pena base, anni 5 di reclusione, aumentata per tutte le continuazioni alla pena di anni 6 di reclusione. Come è noto, per i delitti di corruzione in atti giudiziari e anche per il delitto di riciclaggio è prevista un'ipotesi, sono previste ipotesi di confische obbligatorie. Chiediamo quindi di ordinarsi la confisca, sono confische in parte dirette quanto alle nostre richieste e in parte per equivalente, per le ragioni che si vanno ad esporre. Chiediamo la confisca diretta del denaro, che costituisce una parte del prezzo del reato previsto e punito dall'articolo 319 ter, ai sensi dell'articolo 322 ter, comma 1. Questo nei confronti di, poi lo dico per il cancelliere, è tutto scritto, questo verrà depositata una memoria con tutte le persone e le cifre. Quindi a Marghio Alei 88.000 euro, Barizonte 95,
Berardi Iris 147.769, Bonasia Roberta 80.000, Cipriani Daltorio Francesca 90.000, De Vivo Concetta 147.000. Ripeto, non sono gli interi prezzi della corruzione, sono quella parte del prezzo della corruzione per ciascuna rappresentato da denaro, sotto forma di bonifico, sotto forma di contante. De Vivo Eleonora 130.500, Espinosa Arisleida 105.000, Fagioli Barbara 183.000, Ferrera Manuela 114.000, Ferrera Marianna 97.000, Garzia Polanco De Molteni Maria Ester 269.897,04, Guerra Barbara 237.500, Loddo Miriam 134.000, Rigato Giovanna 30.000, Scorchina Raissa 109.000, Sorcinelli Alessandra 367.500, Toti Elisa 155.800, Trevaini Silvia Alessandra Chiara 90.000, Visagno Ana 85.000 euro. A mentre l'articolo 322 ter, comma 1, in caso di condanna, e anche in altri casi, per tutti i delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca per equivalente. Il fatto che sia prevista la confisca obbligatoria di ciò che ne costituisce il profitto o il prezzo ci esime da una disamina sulla differenza di questi due concetti, pure riportata dal Tribunale nell'ordinanza di conversione e sequestro preventivo, ma la norma copre entrambe le categorie. Si chiede quindi in subordine, perché la confisca per equivalente ha natura residuale, qualora non sia possibile operare la confisca diretta appena chiesta, la confisca diretta delle somme di denaro nei confronti delle imputate che abbiamo appena citato, di ordinare la confisca per equivalente dei beni nelle disponibilità delle imputate fino al valore corrispondente al prezzo del reato, che però è quello che risulta dalle imputazioni, non quello appena detto. Le somme già citate, come detto, sono le elargizioni in denaro, bonifici a scadenza mensile, assegni circolari, contante, e sono incluse anche le retribuzioni previste da contratti simulati. Ora, il contratto, abbiamo fornito la prova della simulazione, dell'apparenza del contratto solo per Garzia Polanco, quindi quelle dazioni le abbiamo considerate dazioni di denaro. Gli altri contratti per i quali emerge talvolta che in effetti qualcosina Berardi ha partecipato a delle registrazioni del programma oggetto del contratto con RTI Mediaset, per le altre la prova è ambigua, se non c'è prova la procura non chiede, quindi sono considerati come utilità per il fatto stesso di averlo tenuto quando magari non sarebbe stato il caso. Le dazioni di denaro rientrano appieno nella nozione di prezzo. La giurisprudenza è chiara, in tema di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, l'utilità data o promessa al pubblico ufficiale come controprestazione per lo svolgimento dell'azione illecita costituisce inequivocabilmente prezzo del reato. In applicazione di tale principio, il giudice di merito, nello stabilire l'entità delle somme soggette a confisca, dovrà tenere altresì in considerazione anche le utilità corrisposte dal corruttore, ferma restando l'esclusione delle utilità non conferite o non espresse in un valore determinato. Allora, la confiscabilità diretta delle somme di denaro è stata recentemente confermata dalle sezioni unite del 2001, che confermano l'orientamento già cristallizzato nelle sezioni unite cosiddette Lucci. Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita a ragione della natura del bene mediante l'ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest'ultimo conseguito. Deve essere qualificata come confisca diretta.
come detto conferma Lucci. Ovviamente nella confisca di cui si chiede la confisca diretta di somme di denaro sono già incluse le somme già soggette a sequestro probatorio dal 17 febbraio 2015 che non vanno aggiunte ma sono ricomprese nelle somme già dette. Chiediamo altresì la confisca diretta degli immobili impiegati a fini corruttivi e questa è una confisca chiesta nei confronti di Silvio Berlusconi che ne è proprietario. È una confisca ai sensi dell'articolo 240 codice penale. Il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Può forse affermarsi che le 2 ville di Bernareggio non siano state utilizzate a commettere il reato? Non si può. È dimostrata la strumentalità dei 2 immobili, entrambi siti in via da Verrazzano di Bernareggio, alla commissione del reato. È parte integrante del compenso, quella numero 4, per Barbara Guerra, al fine di rendere falsa testimonianza. È un bene strumentale. Nel caso di specie rientrano integrati tutti gli elementi che la giurisprudenza di legittimità richiede ai fini di questo tipo di confisca. È collegato proprio alla realizzazione del reato, le prove le abbiamo già dette, non vi riannoio. È chiarissimo il nesso di pertinenzialità tra immobile e condotta criminosa. Berlusconi li ha comprati tramite la sua società 2 Ville SRL, il venditore è la Leader SRL di Ivo Redaelli, oggi è di proprietà di Berlusconi. Senza la disponibilità di questi 2 immobili, la corruzione non avrebbe potuto essere portata a termine con queste precise modalità. È sufficiente che le modalità della fattispecie criminosa debbano essere diverse. Lo stesso reato, Se il reato deve essere diverso, avrebbe dovuto essere diverso se non si fossero utilizzati quei beni, allora quei beni sono strumentali. Così per come si è strutturata la corruzione comprensiva della promessa di donazione dell'uso di queste 2 ville, mai si sarebbe potuta commettere questa corruzione così senza l'uso di queste 2 ville. Stesso identico discorso è per il bilocale che il ragionier Spinelli ci ha riferito essere stato dato in uso ai Risberardi presso la residenza Sassi di Segrate, che è di proprietà della immobiliare Idra, società detenuta al 100% dalla finanziaria della famiglia Berlusconi, la Dolce Drago, di cui Spinelli è amministratore delegato. Messa a disposizione dell'imputata Iris Berardi quale utilità corruttiva, questa corruzione non avrebbe potuto svolgersi in questo modo se non tramite l'uso di questa casa, di cui si chiede quindi la confisca ai sensi dell'articolo 240. Stesso discorso per l'immobile messo a disposizione di Ioana Visan e sito in Viale Zara numero 126. Si chiede quindi la confisca diretta ai sensi dell'articolo 240 di questi 4 immobili. Per quanto riguarda l'imputata Roberta Bonasia, così come limitato la richiesta di condanna, si chiede la confisca per equivalente nei suoi confronti della somma di 43.893,45 euro. È il prezzo del reato, è il valore di quanto versato da Silvio Berlusconi per il tramite contratto Magnano Unipolsai per l'affitto. In questo caso la confisca è obbligatoria, è per equivalente e obbligatoria e attiene questo appartamento all'adempimento dell'accordo corruttivo. Non se ne chiede la confisca diretta perché non è confisca di denaro confluito nel patrimonio della corrotta. Non si è confuso col suo patrimonio, non sono applicabili le sezioni unite Lucci né quelle del 2021. I soldi sono stati dati al proprietario immobile Unipolsai. Confisca per equivalente nei confronti di Cipriani Daltorio Francesca del prezzo del reato, in questo caso fino al valore di 15.164 euro. Si tratta dell'utilità pagata a favore della Francesca Cipriani al San Raffaele
non è mai confluita nel patrimonio diretto, quindi confisca per equivalente, non diretta. Confisca per equivalente nei confronti di Espinosa Arisleida, di una piccola somma. Perché di una piccola somma? Sono 3.600 euro. Perché l'appartamento di via Filelfo, l'affitto costa 1.200 euro. Per quanto riguarda la fine delle indagini, le era appena stato dato, abbiamo la prova solo di 3 mesi, quindi del pagamento di soli 3 mesi. Arisleida Espinosa può essere in quell'appartamento ancora adesso? Non lo sappiamo, abbiamo la prova di 3 mesi e sono 3.600 euro. Manuela Ferrera, confisca per equivalente di 27.000 euro per l'appartamento in via Moscova, anche qui limitato al periodo oggetto di indagini. Chiediamo infine la confisca diretta nei confronti di Karima El Marug. Chiediamo infine di ordinarsi la confisca diretta nei confronti di Karima El Marug della somma di euro 5 milioni, in quanto prezzo del reato previsto e punito dall'articolo 319 ter, codice penale, ai sensi dell'articolo 322 ter, comma 1 del codice penale. È il prezzo del reato. La confisca obbligatoria è, la confisca diretta è obbligatoria. Se non è possibile operare la confisca diretta, norma residuale, confisca per equivalente. E nei confronti di Luca Risso la giurisprudenza impone questo doppione, lo dico il giudice del collegio, confisca di 5 milioni a Rubi e confisca di 3 milioni a Luca Risso, quello che lui riteniamo aver provato che abbia riciclato. Una confisca in relazione all'articolo di riciclaggio, quindi. È sempre ordinata la confisca per il reato previsto dall'articolo 648 bis dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di quel primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità anche per interposta persona, il che per risso di fondamentale rilevanza, per un valore equivalente al prodotto, al profitto o al prezzo. E il profitto confiscabile Luca Risso è quello coincidente con le somme oggetto dell'attività di riciclaggio. La Suprema Corte ritiene irrilevante il vantaggio effettivamente conseguito dal riciclatore. Il profitto coincide, secondo la Cassazione, con il denaro derivante dal reato presupposto, quindi con la ricchezza illecitamente conseguita grazie al reato presupposto, nel reato presupposto, da Rubi. E non importa se poi il soggetto condannato per riciclaggio abbia goduto di questa somma solo in minima parte. Il valore del profitto del primo reato, dunque, si identifica col valore del secondo, cioè del riciclaggio. Non si chiede la confisca ai danni di Risso di 5 milioni, ma di 3, perché di questa somma riteniamo di aver fornito la prova sia stato affidato il riciclaggio a Luca Risso. Chiediamo ordinarsi la confisca per equivalente nei confronti di Silvio Berlusconi ai sensi dell'articolo 322 ter, comma 2 del codice penale, fino al valore di euro 10.846.123. Vi risparmio la lettura della norma perché abbiamo tutti il codice. Ai sensi del comma 2 del 322 ter, la confisca per equivalente concerne le utilità date o promesse. La confisca è obbligatoria. La Suprema Corte ritiene che l'espressione usata dal legislatore dato o promesso, è indicata poi nella memoria quale Suprema Corte, facendo riferimento alla natura bifasica del reato di corruzione che si consuma o promettendo o dando, oppure promettendo e poi dando, limita il valore confiscabile al quantum eventualmente versato in caso di effettiva esecuzione dell'accordo.
Il dato testuale della norma non permette dunque di confiscare il maggior valore. Se c'è un versamento, è il versato. E poi una confisca che dobbiamo comunque chiedere. E che è ulteriore, che è la confisca diretta per sproporzione, prevista dall'articolo 240 bis per la riserva di codice, la vecchia confisca ex articolo 12 sexies, che è una confisca che va ordinata in relazione al denaro, beni, utilità di cui chi è imputato per determinati reati, tra cui quelli oggetto della valutazione del Tribunale, è titolare o ha nella sua disponibilità anche immediata in misura sproporzionata rispetto ai propri redditi leciti e di cui non possono giustificare la provenienza. Si tratta di tutti i corrotti e del riciclatore, con ovvia esclusione di Silvio Berlusconi, che può dimostrare di essersi comprato tutto quello che ritiene. Queste ragazze, gli imputati, ma tutti non avevano un reddito che giustifichi. In base a questa richiesta, per esempio a Karim Al-Baroug, vi chiediamo di confiscare sostanzialmente tutto, perché non ha guadagnato un euro. Forse la difesa potrà provare che si è comprata qualcosa dei suoi attuali beni con il ballo delle debuttanti e con 2 fotografie per un calendario. Quindi sono a Marghio Alei, Barizonte, confisca per sproporzione, a Marghio Alei, Barizonte, Berardi, Bonasia, Cipriani D'Altorio, De Vivo, Concetta e De Vivo Leonora, Espinosa Risley, da Fagioli Barbara, Ferrera Manuela e Marianna, Ferrera Marianna, Garcia Polanco Maria Ester, Giuliante Luca, Guerra Barbara, Loddo Miriam, Risso Luca, Rigato Giovanna, Scorchina Raissa, Sorcinelli Alessandra, Toti Elisa, Trevaini Silvia, Alessandra Chiara, Evisan Ioana. Anche la confisca per sproporzione è obbligatoria. L'articolo 240 bis richiama sia l'articolo 319 ter sia l'articolo 648 bis. E per una procura abituata a chiedere le misure cautelari in fase di indagini, cosa che in questo caso non è avvenuta, fa un po' impressione dire coram populum quello che si chiede al Tribunale di confiscare. È evidente che con questa richiesta abbiamo sostanzialmente detto agli imputati quella che è la nostra richiesta. E io vi chiedo, con una ponderata valutazione del periculum in mora, che consideri tutte le fattispecie, tutte le circostanze considerabili a tal fine in tema di possibile dispersione del patrimonio da cui attingere, un sequestro preventivo la cui natura ricalca esattamente le tipologie di confische che abbiamo appena elencato. Abbiamo finito. Grazie, quindi non ci sono altre pene accessorie, queste sono... Le pene accessorie previste dalla legge, ovviamente, Presidente. Mi riporto alla legge, le prevede il codice. Va bene, facciamo una piccola pausa e poi sentiamo le conclusioni della parte civile. Sinceramente dipende da lei, se lei si riporta alle conclusioni scritte è un conto, se invece intende svolgere delle conclusioni... 10-15 minuti, soltanto un attimo per illustrare. Quindi intende svolgere delle conclusioni orali? Conclusioni orali per una decina di minuti, ecco, solo questo. E ora facciamo una piccola pausa perché... Sei muerto? No, Sei stanco? io potevo andare avanti a scrivere. Dai, sei stanco? fatto bene niente che non... Berlusconi?